36esima edizione del Giro della Svizzera. È l'edizione che sarà ricordata per la vittoria di Beccia, per il secondo posto di Fuchs e per il terzo posto di Zettemelk. Di questo Giro della Svizzera abbiamo le immagini della sesta tappa, la Briga Bellinzona, di 163 km. Sono immagini meravigliose che ci riportano alla leggenda del ciclismo. Oggi i partecipanti troveranno neve, pioggia, freddo, un tempo davvero inclemente su tutto quanto il percorso, ma soprattutto sul sempione a cui si riferiscono queste immagini. Questo Giro della Svizzera è ancora una volta una preparazione al Tour de France. Soprattutto Van Impe e Zettemelk sono venuti a questo Giro per rifinire la preparazione in vista della Grande Boucle. In maglia gialloro vediamo Willem, il belga Willem, autore di prestazioni veramente eccezionali fino ad oggi. Ha vinto la bellezza di 5 tappe su 6. Pare veramente che a questo punto nessuno possa sfilargli la maglia. Si ascende il colle del Sempione sotto la neve. È da poco terminato il Giro d'Italia che ha visto trionfare il francese Bernard Hinault, che fra pochi giorni tenterà al Tour di fare la grande accoppiata. Quella riuscita fino ad oggi soltanto a Fausto Coppi, a Jacques Anquetil e a Eddy Merckx. In testa al gruppo vediamo pedalare Dietrich Thurau, il tedesco autore di un meraviglioso testa a testa con il nostro Francesco Moser nel Mondiale di Venezuela del 1977. Solo in volata fu piegato dal Trentino. Giornata veramente d'altri tempi. Neve, pioggia e freddo eccezionale. Vediamo i corridori autori di autentiche acrobazie per restare in piedi su questo viscidissimo asfalto. In classifica generale, Mario Beccia a questo punto è quarto, a poco più di 2 minuti dal belga Willem. Va intanto in fuga un altro belga, Demier. Serge Demier, che sarà il dominatore dopo una fuga lunghissima di questa tappa di Bellinzona. Stiamo scendendo giù dal Sempione, ecco un tratto di Porfido in cui veramente si mettono in luce le doti di grande acrobazia dei girini. Stiamo viaggiando verso Domodossola, Brissago, il confine italo-svizzero, per poi andare a Bellinzona, dopo, ripeto, 163 km. È da 10 anni che un italiano non si impone nel Giro della Svizzera. Il Giro della Svizzera, che visse di sua vita fino agli anni 60, è diventato da quegli anni in su un vero e proprio allenamento per il Giro di Francia. Allora quest'anno gli organizzatori hanno creato un percorso molto duro e selettivo. Questa ragione ha tenuto lontano i grandi campioni da questa gara svizzera. Gli ultimi successi italiani sono stati nel 65 di Bitossi, nel 66 di Portalupi, nel 67 di Gianni Motta, nel 69 di Vittorio Dorni e nel 70 di Poggiali. Da allora più nessuno dei nostri corridori è riuscito a imporsi.
frontiera fra l'Italia e la Svizzera e queste immagini vi danno veramente la sensazione di una giornata terribile. Un autentico acquazzone si sta riversando sui corridori. Il tempo è molto buio e abbiamo visto sfilare prima Demier e poi Garitou e Sprangers. Ecco il gruppo. Il ritardo è salito a oltre 4 minuti. Queste immagini vi fanno denotare ancora cosa sono le condizioni di un corridore sotto un diluvio. Vi ricordiamo che i grandi delusi di questo Giro della Svizzera saranno alla fine proprio Zetemelk e Van Impe, i due grandi scalatori che non riusciranno mai a trovare la condizione adatta per contrapporsi in qualche modo allo strapotere di Bernard Hinault. Soprattutto Van Impe, alla fine di questo Giro della Svizzera, dichiarerà: sono stufo di non riuscire mai a entrare in forma al momento giusto, forse è giunto addirittura il momento di pensare alla pensione. Nelle prime 6 tappe di questo Giro della Svizzera abbiamo avuto il dominio assoluto del belga Willem. Autore di una prova maiuscola nel prologo a cronometro, è stato poi vincitore della prima, della seconda, della terza e anche della quarta tappa. Soltanto ieri un altro belga, Dierik, è riuscito a strappare il primo posto a Willem. Mentre vediamo sotto la sferza della pioggia i segni della sofferenza e della fatica di Garitou e Sprangers, ricordiamo che nelle tappe dalla 7ª alla 9ª si hanno avuti i seguenti risultati. A Mendrisio vincerà Salm, lo svizzero Salm. Nella tappa a cronometro del Monte Generoso, la più attesa di questo Giro della Svizzera, sarà vincitore un altro svizzero, Fuchs, che impegnerà a fondo gli scalatori Van Impe e Zetemelk. In questa tappa uno dei protagonisti a sorpresa sarà il nostro Mario Beccia. Giunto al traguardo in modo molto onorevole, passerà addirittura in serata secondo in classifica generale. Sarà il trampolino di lancio per vincere questo Giro della Svizzera. Siamo con le immagini a Bellinzona, dove tutto solo e a braccia levate giunge Demier. A 50 secondi giungerà Vigouroux, che batterà in volata il compagno di fuga Spranger. A quasi 2 minuti Salm invece regolerà il gruppo, comprendente tutti i migliori. A Glarus invece nell'8ª tappa ci sarà il capolavoro di Mario Beccia. Partito in fuga avendo trovato una giornata molto calda, al traguardo sarà primo con 2 minuti su Fuchs, 4 minuti su Willem, Van Impe e Zetemelk. In serata la classifica parlerà in modo ormai decisivo. Primo Beccia, secondo Fuchs a 2 minuti e 12, terzo Zetemelk, oramai staccato a oltre 3 minuti, Van Impe sarà quarto a 4,25. Il dominatore delle prime tappe, il belga Willem, sarà a 4,27. Ottima la prova di un altro italiano, Loro, a oltre 5 minuti. Ci saranno poi ancora 2 ultime semitappe, quella di Ehrenberg e quella di Zurigo, l'una appannaggio di Peters e l'altra di Schepman, ma più nulla cambierà in classifica. Per Mario Beccia sarà una grande